Informali come tutte le aziende bio. Questa è la presentazione di questo Vinitaly 2016. Siamo qui al cospetto dell'azienda Montalbano, un'azienda storica per quanto riguarda i prodotti bio nella regione Friuli Venezia Giulia. Riteniamo, e qui lo potrà dire poi il Presidente, una delle più vecchie o la più vecchia delle aziende bio della nostra regione, oltre che la più grande. Ma sulla più grande non ne sono certo in questo momento, anche perché la nostra azienda, che sicuramente è la storica, siamo stati i primi in Friuli Venezia Giulia, primi anni 80 a fare la coltivazione bio in viticoltura, e poi è stata suddivisa in una parte commerciale, quindi se mettiamo dentro anche la parte commerciale sicuramente potrebbe essere la più grande, perché siamo intorno ai 2 milioni di bottiglie oggi biologiche etichettate, ma non solo di vini di nostra produzione ma anche di altri vini biologici che prendiamo da altri produttori. Mentre invece per l'azienda agricola rimane comunque una piccola azienda di nicchia dove fa prodotti di nicchia e prodotti di qualità, diciamo, di tutto questo gruppo. Quest'anno 50 anni di Vinitaly. La presenza dell'azienda Montalbano a Vinitaly a quanti anni risale? Risale dai metà degli anni 80, quindi per me personalmente questo è il 31esimo Vinitaly e pensavo che comunque ho ancora qualcosa da imparare. Complimenti. Oltre a questo, ha notato qualche cambiamento quest'anno che è il cinquantennale rispetto agli anni passati? Ma cambiamento, io vedo un cambiamento nel visitatore del Vinitaly, non tanto nel complesso del Vinitaly, che comunque l'Ente Fiera di Verona fa difficoltà ad evolvere anche con i servizi, però il visitatore secondo me è cambiato, è un visitatore più attento, è un consumatore più attento che vuole sapere sempre di più che cosa c'è dentro una bottiglia, e devo dire che non si fida più tanto dei grandi esperti, delle guide, soprattutto il consumatore giovane vuole sapere, conoscere l'azienda, ed ecco che secondo me il biologico sta veramente prendendo molto terreno proprio per questo, perché c'è trasparenza e c'è voglia di raccontare cosa si fa in vigna e in cantina. Noi sappiamo che lei è anche presidente di un'associazione di coltivatori del prodotto biologico, ne vuole parlare? Ma io attualmente sono il presidente dell'associazione dei produttori biologici del Friuli Venezia Giulia, APROBIO, che in questo momento stiamo facendo una fusione con l'altra associazione biologica regionale che è AIAB FVG, per fare un'unica associazione che abbia più considerazione e che si possa far emergere sempre di più in regione e nel nostro Friuli Venezia Giulia, che è un territorio piccolo ed è un territorio anche delicato, e dove secondo me l'agricoltura biologica ha certamente un senso farla. Abbiamo saputo anche da un uccellino che sarete una delle prime, se non una, ma forse la prima azienda che farà rete insieme ad altre associazioni del territorio. Ci spiega anche in quale territorio e dove è ubicato? Allora, le reti di impresa in questo momento è un elemento indispensabile secondo me, che dovremmo assolutamente utilizzare. Non è semplice in un territorio dove il campanilismo è molto forte e dove le aziende sono abituate a lavorare ognuno per conto proprio, però vedo soprattutto le aziende dove ci sono dei giovani, dove c'è un turnover, diciamo, di generazione, vedo che sono pronte. Abbiamo la scorsa settimana dato vita alla prima rete d'impresa trasversale, quindi non di filiera, proprio per l'incoming turistico, dove ci sono all'interno aziende vinicole biologiche con possibilità di ospitare agriturismi, quindi ci sono dei ristoranti tipici locali, ci sono delle guide turistiche, ci sono anche un tour operator che poi promuoverà questi pacchetti sia in Italia che all'estero per far venire gente sul territorio e far vedere tutto quello che il nostro territorio offre. Quindi qualcosa che va oltre alla cantina, la promozione del territorio nella sua capillarità, nella sua offerta a 360 gradi. Questo ne fa merito alla sua persona.
ritornando un po' alla cantina, quello che è la cantina ora come ora, che tipo di mercato ha e che cammino ha intrapreso, oltre che ritengo a livello nazionale, su che mercati esteri si è posizionata? Allora, noi con i vini biologici abbiamo dovuto andare all'estero per avere possibilità di vendita, perché il mercato italiano comincia a recepire in questo momento forse il vino biologico. E quindi i nostri mercati principali sono centro e nord Europa da sempre, Germania in primis, ma Paesi Bassi, Inghilterra, Paesi scandinavi, oltre che oltreoceano, Stati Uniti, Giappone e un po' insomma in tutto il mondo. Oggi Montalbano è presente come marchio in circa 50 paesi nel mondo con la sua presenza e imbottigliamo con la commerciale circa quasi 2 milioni di bottiglie. La cantina in questo periodo, adesso a partire da primavera fino all'autunno, è sempre aperta. Aderiamo anche al progetto del Movimento Turismo del Vino di Cantine Sempre Aperte, proprio per dare un aiuto anche al turista casuale che passa di trovare una cantina aperta. Cerchiamo di dare sempre il massimo di noi nello spiegare, nel fare le degustazioni, nel prepararci anche per presentare bene, perché non basta solo, bisogna essere secondo me anche preparati a presentare la propria cantina, che tante volte noi lo sappiamo ma non lo sappiamo poi trasmettere e spiegare. E sì, la cantina in questo momento si trova a Savorgnano del Torre, zona Colli Orientali, una bellissima zona ancora da scoprire secondo me, e come dicevi prima non si viene solo per visitare la mia cantina ma per visitare un territorio. Perfetto, grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci.